ma prima di tutto occorre la convinzione, occorre il credo profondo che ciascuno di noi e ciascun giovane deve avere. Ecco, quando io facevo l'università, ho fatto prima il liceo classico, poi mi sono laureato in economia e commercio, ho sempre accompagnato la mia diciamo, attività di studi col lavoro, però il lavoro è stata la seconda scuola, la scuola di vita, ma lavori, non pensate a lavori di quelli di alto livello, cameriere, postino. Ho fatto a 19 anni nel primo libretto di lavoro apprendista a falegname, verniciavo in una sala di verniciatura di una fabbrica di farmacie. Ho lavorato nei campi, non ho mai disegnato, ma vi assicuro che col tempo tutte queste esperienze non sono state solo dei semplici così momenti dettati da necessità, perché gli studi mi sono autofinanziato gli studi, ma sono state una scuola, un'ulteriore scuola che ha imparato a maturare quel senso del dovere, quel senso della fatica di cui la nostra società oggigiorno, soprattutto in questi momenti, deve saper recuperare. Oggigiorno forse siamo stati un po' troppo, siamo un po' tutti adagiati, la società ci ha un po' rilassati. Ecco, dobbiamo invece avere quello scatto di orgoglio e recuperare quelle energie che tutti abbiamo al nostro interno, non aspettandoci nulla dagli altri. Non dobbiamo aspettare che qualcuno ci consegni la ricetta per la nostra vita. La ricetta della nostra vita la costruiamo noi, e se tutti partiamo con questa convinzione riusciremo non solo a creare un futuro per tutti noi giovani, ma anche a riscattare un futuro per il nostro paese. Guardate, ci sono stati paesi che sono usciti dalle guerre distrutti, veramente abbattuti, senza speranza, senza niente, in pochi anni si sono risollevati. Perché? Perché c'era la grande forza di volontà dei cittadini di ricostruire questi paesi. Io credo che oggi noi, nel nostro paese, in Italia, le potenzialità sono tantissime. Non è vero che siamo out su tutto, abbiamo giovani intelligenti, abbiamo tante risorse che il mondo ci invidia, ma dobbiamo forse avere un po', ci manca una cosa, la fiducia soprattutto in noi stessi e le nostre potenzialità. Ecco, con questo io voglio concludere lasciandovi questo messaggio. Io sono convinto che da queste 2 mezze giornate voi possiate portare a casa forse tante parole, forse tanta confusione, ma mi auguro un concetto che lo portiate nei vostri bagagli, soprattutto dentro voi stessi, che è quello che il giovane oggi non deve sentirsi emarginato, non deve sentirsi una parte protetta, quasi un qualcosa parliamo politiche giovanili come parliamo politiche per le disabilità, politiche per gli anziani. No, il giovane deve oggi avere la capacità di scrollare di dosso, scrollare d'attorno quei condizionamenti che la società sempre più ci sta imbrigliando, ci sta mettendo, e la capacità quindi di essere persona che usa il proprio cervello, in altre parole essere persona libera. La libertà è quel valore che dobbiamo recuperare, che è un qualcosa che apparentemente forse ne non sentiamo bisogno, perché siamo convinti di avere tutte delle idee che siano le migliori possibili, le più esatte, ma dobbiamo cominciare a aprire gli occhi, perché i condizionamenti che riceviamo da una società sempre più estetica, sempre più sensazionalistica, che gioca sulle sensazioni e che non educa l'uso del cervello, non educa l'uso della ragione, ma parla troppo spesso la pancia, ci sta disabituando all'esercizio della ragione, e quando manca l'esercizio della ragione manca anche la vera libertà, e questo è l'augurio che faccio a voi, che siate persone veramente libere, perché sappiate usare bene la ragione.